seguiteci. Adesso anche i fotografi, uno alla volta. Adesso andate avanti. Ecco qui. Stiamo accedendo, come vedete, c'è il collega Nico Gatto che mi sta seguendo, quindi siete in diretta con noi. Stiamo entrando nella sala dove si tiene la conferenza stampa. Ancora qualche istante sapremo quale sarà il futuro della giunta di Ca' Farsetti, della giunta di Giorgio Orsoni. Vedremo di capire che cosa verrà deciso, cosa deciderà il sindaco, se dimettersi oppure rimanere al suo posto. Ecco. Mi sono fatto molti nemici, questo lo sapete tutti, e forse questo è lo scotto che io sto pagando. Grazie. Sindaco, si dimette? No. Signor Sindaco, le pare che queste Lei è un giornalista? sono consiglieri? Non rispondo adesso. Ai consiglieri comunali risponderò. Oggi pomeriggio se ritengono, ho convocato una riunione con tutti i capigruppo presenti in Consiglio Comunale. Signor Sindaco, fare bene che hai dimenticato, qual è la cosa che la addolora di più di tutta questa vicenda? Mi addolora di più la distanza che è stata presa da parte di qualcuno nei miei confronti. Di chi? Credo che leggiate anche voi i giornali. Sindaco, ma lei si è sentito solo, quindi ovviamente al di là degli arresti domiciliari nella casa, ma a livello di reazioni che lei ha colto, ha potuto leggere, ha potuto vedere in questi 7-8 giorni. Io mi sento molto offeso e su questo evidentemente ci saranno delle conseguenze, anche gravi, da parte di chi mi ha assimilato ad un gruppo di malfattori che ha maneggiato in questa città in modo indegno, e credo che su questo ci saranno dei pesanti e lunghi strascichi anche nei confronti dei media che non hanno voluto distinguere le posizioni. A chi le fece pressioni per ottenere finanziamenti da Zanurati? Me l'hanno fatto tutti gli esponenti dei partiti, gli allora esponenti dei partiti, in particolare quelli con cui mi ero rapportato e che mi avevano chiesto di candidarmi, perché voi tutti sapete che non mi sono proposto io, mi è stato proposto di candidarmi, sono stato richiesto dalle segreterie dei partiti, di tutti i partiti, sono stato richiesto dal mio predecessore e quindi era la terza volta che mi chiedevano di candidarmi. Purtroppo per la terza volta non ho avuto la stessa forza delle due precedenti quando dissi di no.